Tutto fermo nei campionati di calcio dilettanti dall'eccellenza alla terza categoria. Il nuovo DPCM è chiaro e categorico. Se ne parlerà il prossimo 3 dicembre e solo allora si riprenderà l'argomento analizzando i progressi fatti in campo sanitario e quindi decidere di conseguenza. Una cosa comunque appare chiara. I vari campionati arrivati alle primissime giornate non potranno mai terminare nei termini prefissati dal regolamento federale. Le ipotesi sono diverse, ma appena due sono le più probabili: o recuperare il tempo perduto recuperando le rimanenti gare di andata negli infrasettimanali, oppure nel periodo invernale senza alcuna sosta natalizia di fine anno. In poche parole, un torneo continuativo senza alcuna sosta. In ogni caso, nell'ipotesi di ripartenza dal 3 dicembre, i campionati riprenderebbero regolarmente il 6 dicembre, con il recupero il 9 dicembre delle gare previste per il 28 ottobre e rinviate a causa della sospensione del DPCM. Chiaro l'intervento del presidente della LND Cosimo Sibilia. Resto ha dichiarato dell'avviso che lo sport non sia tra i principali veicoli di contagio e che il protocollo attuato era già piuttosto rigoroso. Il ritorno agli allenamenti collettivi ci consentirebbe di avvicinarci alla normalità, per quanto si rimanga sempre distanti da quella che abbiamo conosciuto prima del virus. E l'Acragas, la compagine dei templi, seguendo il protocollo imposto dal DPCM, ha continuato ad allenarsi, ma in maniera individuale, in attesa di ulteriori sviluppi. Ricordiamo che Gambino e compagni devono recuperare la gara esterna con il Cussi Palermo e in caso di vittoria balzerebbe in vetta la classifica con 16 punti, scavalcando Mazzara e Canicattì attualmente a quota 15. Tutto questo in previsione del turno successivo che vedrà la compagine biancazzurra ospitare all'Esseneto i cugini della Pro Favara.